Consiglieri, si tolga la mascherina, dai che siamo distanti. Allora abbiamo qui il consigliere regionale Marco Dolfin, siamo venuti questa mattina a Isola Verde, stanno facendo i ripascimenti. Sì, grazie Andrea, buongiorno a tutti. Io vorrei un attimo far capire che la regione è presente e, come si può vedere, i lavori, alla faccia anche di chi più volte accusava la stessa regione di essere, diciamo, non operativa, un po' dormiente sui temi appunto ambientali, soprattutto legati appunto al ripascimento, ma come si può vedere già da una settimana avrebbero potuto già essere attuativi i lavori già programmati e dunque anche prima potevano essere svolti, ma in realtà appunto per tutta una serie di motivazioni sono stati prorogati in questi giorni, e dunque già da una settimana questi lavori sono in atto e come si può vedere appunto la sabbia viene sparata dal fiume Adige e poi dopo a sua volta riposizionata sull'intera battigia dell'Isola Verde. Un'operazione importante che tra l'altro vedrà anche un intervento sulle dighe preesistenti e questo appunto a tutela dell'ambiente in primis, perché ricordiamo che questi lavori vanno a tutelare la realtà ambientale e a sua volta è ricaduta per il turismo e dunque nel prepararsi alla stagione estiva. Ahimè, si sa, la prima mareggiata può anche distruggere tutto quello che si sta facendo, ma in realtà ancora adesso, come ce lo spiegano i tecnici, i ripascimenti sono opere meccaniche che sono considerate le più importanti che devono essere fatte rispetto magari a opere infrastrutturali che potrebbero invece durare di più. In realtà vengono ancora considerate tali e dunque questi sono interventi, come ho detto prima, interventi meccanizzati di primo impatto. La tutela, come volevo appunto far rimarcare, e l'attenzione della regione c'è sull'aspetto ambientale. Non voglio creare polemiche con altri o qualcun altro, ma in risposta a chi diceva che la regione appunto non interviene per tempo, oggi questa penso e credo sia una risposta importante, come per quanto riguarda Isola Verde e sicuramente anche per quanto riguarda la parte di sottomarina. Dunque c'è la massima attenzione, sicuramente gli investimenti è un problema dell'erosione a livello nazionale o anche internazionale, visto appunto tutto il clima che sta cambiando e dunque il livello delle acque che si alzano, le mareggiate, chi ne ha più ne metta, però sta di fatto che se c'è l'attenzione nel territorio e noi cerchiamo appunto di fare in modo che questa attenzione sia portata nelle sedi più appropriate, se queste sono le risposte io penso che sia una cosa altamente positiva e la nostra parte sicuramente non mancherà di sollevare queste problematiche.